Poi Friuli in Rai e il Guviera l'ha dette, anche mo no, ho vinto spietà anche mo e non si sa ciò che succederà per il futuro. È vero, sei qui con il sindaco di Martignà, con Gianluca Casali. Allora, il tuo pensiero? Purtroppo continui a dirnos di no. Eh, Sin ormai abituati, no, a queste mood di fa, là che veramente si sentin quasi cittadini di Serie B. Non arriviamo a capire perché il Furlan, che è nelle lingue minoritarie, ma maggioritarie di Geresiot ai nostri territori, ha di sé così penalizzate. Questo nos displace e no, ritengo che non sia di corretto anche perché il Furlan non rappresenta solo un'identità territoriale, ma è anche un'identità culturale, ma a mio modo di vedere diventerà anche un'opportunità dal punto di vista economico. Osserviamo sempre di più che le INSI muovono al mondo dove chiate des particolarità e il fatto di poter avere nelle nostre lingue credo che rappresenti una particolarità unica. Se le abbinin a che calè i nostri territori che è straordinariamente variegata, si va dai Mons al Mar, si va a Tesculini, si va in Planure, di là che veramente può inchiattare ogni ben di Dio e ho credo che questo rappresenti anche un volano turistico che se viene abbinato appunto a una salvaguardia, una tutela, una valorizzazione delle lingue diventa importante. Se si considera invece non stesso, no? E quindi il passaggio alle cal proprio di crescere come popolo, se si non stessa limitarsi, io credo che invece non può dare ottenere dei risultati benefici su questo tema. Io credo che prima di fare un lavoro dentro di noi, capire che se Furlans prima di tutto è una grossa opportunità. secondo te si poteva di fare di più, cioè si poteva fare per avere un risultato o secondo te vede di là così? Ma di più non lo sai, io credo che i comuni, i sindaci si sono messi d'ogni e hanno creato anche le comunità in lingua furlana proprio per dare peso alle proposte che portano in denant, o le agenzie regionali per lingua furlana, l'Arlef, che fa un lavoro straordinario sul territorio, ma anche le regioni stesse come istituzione, si vede che è sempre stata d'ogni per cui non sai se no come Furlan se può dare si fa di più. Sicuramente, però può fare un lavoro dal basso, perché qualche manca secondo me in questo momento è che dal basso. Ossia non stesse svolte come dicevi prima a limitarsi, quindi capire che il Furlan diventa un'opportunità, con che quel Furlan può dare anche lavorare o capire che non può dire solo piardi, non può metterlo da ordine un cantone e comunque anche io penso che un popolo sa dismentare le sue storie, le sue slidris, ecco, non vede più un gran futuro. Non si sempre sta un etiare là che in un certo modo si sempre sta no? Invadus, no? Di tempo che le storie sono venute in tanti guerre, tanti robe di quel tipo qui. Però se non ricordiamo il nostro periodo più florido, l'estate calda del patriarcato, là che sostanzialmente si un po' autoregolars, no? E autogovernars, là che viene fatto dal patriarcato veramente un modello che anche io voi ben ricordato come modello di imità. O credo che questa sia un bel spieli dice che sono i furlans. Grazie a Gianluca Casali, sindaco di Martignà, e Grazie a voi. speriamo che gli robis alle di miglior per il futuro. Grazie, grazie. Sperin veramente sperin che le bandiere che da ordinò sguardi sempre in tutti i penons, in tutti i municipi e fuori dai barconi di ogni chiesa. Questo significa che l'ente ha capito, le am col territorio, le am con le storie, con le culture di queste terre. Poi Friul. Grazie Gianluca Casali.